Sabato prossimo, 8 febbraio, il vice ministro alle infrastrutture e ai trasporti, Giancarlo Cancelleri, sarà ancora una volta in prefettura ad Agrigento, dove incontrerà sindaci, associazioni, ANAS, ex provincia e il cartello sociale, ovvero l'ufficio di pastorale sociale del lavoro diretto da Don Mario Sorce, e poi Alfonso Buscemi, Gero Acquisto, ed Emanuele Gallo, segretari di CGIL, CISL e UIL. Sui temi del confronto ascoltiamo il segretario provinciale della CGIL di Agrigento, Alfonso Buscemi. Nella giornata di ieri CGIL, CISL e UIL e l'ufficio di pastorale sociale e del lavoro diretto da Don Mario Sorce abbiamo diramato una nota stampa inviata al Sua Eccellenza il Prefetto, ma data anche agli organi di stampa, anticipando alcuni temi dell'incontro che ci sarà appunto sabato in prefettura, al fine di evitare che i dirigenti dell'ANAS venissero per dirci che cosa volete. Noi abbiamo anticipato i temi con la speranza che colgano lo spirito collaborativo nostro, dove abbiamo indicato alcune priorità rispetto a quello che noi poi espliciteremo in quella sede, e soprattutto abbiamo chiesto alcune cose specifiche che speriamo ci vengano a portare. Esempio, Ponte Petrusa, viadotto Acragas, conosciuto meglio come viadotto Moranti, Galleria Agrigento Raffadali, ponte all'ingresso di Milena. Come vedete la città di Agrigento è accerchiata dai blocchi. Noi chiediamo, 1, se i cantieri sono aperti, 2, quanti turni di lavoro per ogni giorno si fanno in questi eventuali cantieri aperti, 3, quante unità di lavoratori ci sono per ogni turno, 4, la data prevista della chiusura dei cantieri, 5, se ci sono penalità rispetto ai ritardi. Su questo saremo intransigenti. Nel pomeriggio di ieri abbiamo visto anche qualche intervista dell'ingegnere Mere di ANAS, il quale annunciava, come ormai è comune, che persino sul ponte Petrusa, dove si pensava ci fossero dei lavoratori, i lavori sono fermi perché l'azienda non troverebbe una gru. Queste sono cose che non possono succedere più, sono cose che neanche nei paesi del terzo mondo succedono. L'ANAS deve esercitare il proprio ruolo di vigilare, di controllare, di sanzionare quelle aziende che non fanno bene il loro lavoro. Al vice ministro Cancelleri chiederemo che faccia il suo lavoro di controllore dell'ANAS. Ormai non ci sono più le condizioni per girarsi dall'altro lato. Infine, sul ponte Morandi sia Cancelleri che altri hanno detto che ci sono dei lavori. Ci risulterebbe che c'è qualche lavoratore nel tratto del viadotto dove ancora è aperto, ma nel tratto dove è chiuso non ci risulta che ci siano lavori in corso. Questi naturalmente sono degli esempi, perché poi chiederemo anche tutta una serie di notizie per i cantieri aperti sulla 189 e sulla 640 e che cosa si intende fare per intervenire sulla 115.